assomiglio cielo e un mare sta città. Ho visto Maradona, ho visto Maradona, mamma, innamorato si mettono a cantare Napoli, Napoli, Napoli. Lo sai che il popolo di Napoli ha usato il titolo di un tuo film per festeggiare, ora tu sei tutto, non ti sei accorto di niente, scusate il ritardo, perché c'è tutta la filosofia. Lo so, cioè anch'essi me lo sono accorto e li ringrazio e sono contento di essere servito a questo. Io oggi ho fatto il film solo per questo. Io pensavo quando Napoli vince il scudetto si trovano già un titolo allo striscione. Mica ci ho fatto un film con i film. E io vi auguro, ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da 3. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo che è passato, ma sono ancora qua, e oggi come allora difendo la città. Ragione e sentimento, l'anima della città è sulla testa e tra le braccia di questo umanoide. Rodiman, 8 anni, figlio dell'eccellenza dell'Università Federico II. Tra i giovani ricercatori che stanno lavorando ai progetti dell'utilizzo dei droni nell'industria, piattaforme petrolifere e oleodotti, incontriamo il professor Bruno Siciliano, docente di automatica, considerato uno dei padri della robotica mondiale, coordinatore del progetto Prisma Lab dell'Ateneo, ingegnere e divulgatore scientifico, abbonato dal 66. Andai un anno in America, dall'85 all'86, quindi per un anno non fui abbonato. E quando tornai dagli Stati Uniti dovevo decidere se accettare una cattedra come professore assistente in America oppure riabbonarmi in curva. E mi riabbonai in curva A, anche perché era già stato il secondo anno di Maradona a Napoli e quello fu l'anno del primo scudetto. Quindi io rinunciai a una cattedra, non avevo una borsa di studio, non avevo uno stipendio, però in compenso il Napoli vinse lo scudetto, quindi fu una scelta vincente. Permettete? Ogni mattina. La sua sciarpa e la sua bandana. Sì, questo è il mio outfit da stadio. Io quest'anno ho visto tutte le partite del Napoli, in casa e in trasferta. Questa è la mia sciarpa Napoli 1926 e quella è la bandana che ho preso in occasione dell'addio di Ferrara e Cannavaro, in cui Diego tornò a Napoli. Io portai i miei ragazzi allo stadio per vedere Diego Armando Maradona dal vivo. Io ho un senso di gratitudine nei confronti della mia città e dei napoletani, per cui io dico, se devo dare il mio contributo, perché lo devo dare in un altro paese, all'estero o anche in un'altra città? Io voglio che quello che io so fare, quello che ho voluto realizzare, l'ho realizzato grazie a Napoli, e quindi il fatto di aver portato un gruppo che eccelle a livello internazionale è il mio modo di dire grazie a Napoli, alla città. Ho fatto esami, ho messo anche 30 lode a juventini, milanisti, interisti, però diciamo, la mia passione deve sempre trasparire, insomma, e quindi devo dire non ho mai avuto problemi nel fare outing e quando Kvaratskhelia ha fatto quel gol con l'Atalanta, io sono andato a lezione il lunedì mattina e prima di cominciare la lezione ho fatto vedere il gol di Kvaratskhelia con, non mi ricordo con quale telecronaca, quale radiocronaca, forse quella del giornalista Giorgiano che poi esultava alla Maradona, insomma, quindi in qualche modo
il messaggio che io voglio condividere con i ragazzi non è il fatto di imporre la fede, però è il fatto di vivere una passione, cioè questi ragazzi devono sognare un futuro. E allora il calcio è una metafora, è un grosso, diciamo, veicolo di poter esprimere la propria passione. Quindi io cerco, nella fattispecie, di far capire come la mia passione per il calcio, che poi è veramente interlacciata con quella della robotica, in realtà è una passione per la vita.